Io penso che quando si parla di unire è sempre una cosa bella, perché unire vuol dire collaborare, vuol dire mettere insieme, vuol dire non far conflitti ma diciamo unire due pensieri. Certamente fusione non è uno scherzo, allora io dico cominciamo da qualcosa di concreto. Per esempio oggi in questo parco manca ancora un regolamento che diciamo dia delle regole un po' generali su agricoltura, su rispetto del suolo, eccetera. Ecco, io chiederò al mio collega di entro l'anno di diciamo, andare a fare un regolamento di questo tipo che da anni è in attesa. Abbiamo visto che il realizzare questo ponte ha comportato degli impegni non solo a livello di progettazione ma anche a livello di tempistica, alcune lungaggini, e oggi siamo arrivati, dopo 2 anni che è partito questo progetto, siamo arrivati oggi a inaugurare questo ponte che fa da unione tra i due territori. Ufficialmente adesso i territori anche nel mezzo dei due laghi, questi due territori sono uniti. Io penso che, vista la tempistica e quanto ci vuole per arrivare ad alcuni obiettivi, da oggi secondo me bisogna iniziare a pensare a qualcosa di più grande, di più unico per entrambi i territori. I dati che stanno emergendo in questi giorni a livello demografico dimostrano che c'è sempre più bisogno in comuni come i nostri, di piccole e medie dimensioni, di unire, ma di unire proprio fisicamente le forze. Noi stiamo già da qualche anno sperimentando l'unione di servizi, perché abbiamo la polizia locale associata con Vittorio Veneto, i servizi sociali, stiamo condividendo l'anagrafe con Revine Lago. Io penso che se si vuole fare del bene al proprio comune, se si vuole fare del bene ai propri cittadini, serve un grande passo e una grande scelta in questo momento.